In collaborazione con Sardafidi, BMI Italia, ENA concessionaria Skoda. Costretti ad occupare miniere e ciminiere di tute blu che sembrano in galera, le tante cineprese sulla torre aragonese, un simbolo di lotta e di speranza. All'orizzonte adesso la cassa integrazione, l'anticamera della sconfitta di un popolo che ha sempre lavorato, guadagnandosi il pane che ha sudato. Bustiano Compostu ha 62 anni, è nato a Bitti dove risiede. Sino al 1999 si chiamava Sebastiano, diventa Bustiano anche all'anagrafe sfruttando la legge, approvata quell'anno, che tutela le minoranze linguistiche. Studia a Olbia e Cagliari dove si laurea in ingegneria, lavora a Nuoro e insegna matematica all'Istituto Tecnico Satta. Muove i primi passi politici nel 1968 con l'avvicinamento al gruppo Manifesto, ma presto capisce che la questione sarda non si poteva risolvere con la lotta di classe. E all'inizio degli anni 70 scopre Subopulu Sardu. Fra i suoi ispiratori ci sono Eliseo Spiga, Mario Carboni e Angelo Caria, con cui Compostu condivide tutti i passaggi nelle altre sigle dell'area identitaria, dopo lo scioglimento di Subopulu Sardu all'inizio degli anni 80. Assieme fondano Sardinia Libertà, del Partito Sardo Indipendentista, e nel 95 Sardigna Nazione, il partito che Compostu guida dalla morte di Caria e al quale nel 2001 è stata aggiunta la parola indipendenzia. Sul suo profilo Facebook per definirsi scrive «Guerradore pros la libertate desa nazione sarda, incunza de anticos semenes de ribellione, pastinados dai sudisizu de libertate desa nazione sarda». Un guerradore, insomma, come i lottatori desi Strumpa, che si è battuto a lungo contro le servitù militari, uno dei tanti atti ostili dei colonialisti. Qualche anno fa invase il poligono di Teulada per protesta, raccolse da terra alcuni proiettili inesplosi e per questo è sotto processo per porto abusivo di armi da guerra. Li raccolsi perché erano spine conficcate sul corpo di mia madre, disse, e questo spiega più di 1000 parole la sua filosofia di vita. Della Sardegna dice: siamo una colonia come Mururoa per la Francia. È convinto che l'indipendenza arriverà, ma dall'Europa e non da Roma, perché sostiene l'Europa ha interesse a sciogliere i conflitti dei popoli senza Stato, come i sardi. C'è chi lo definisce un indipendentista troppo moderato, altri lo accusano di individualismo anche nella gestione del partito, di eccessivo idealismo e scarso pragmatismo, portando come prova lo scarso successo avuto in ogni competizione elettorale. Lui si difende, l'importante è diffondere un ideale. In fondo, se oggi la gente parla di più di indipendentismo, il merito è anche mio. Insomma, Compostu, lei sorride. Lei sorride, ma si riconosce in questa scheda? Beh, certo, questa è la mia storia, è la storia di uno che ha scelto di lottare per la propria patria, che ci crede e che ci ha dedicato la vita. Ma lei è un indipendentista troppo moderato, come dicevamo lì, è un idealista? Io sono un indipendentista senza aggettivi. Ah, ecco, tout court. Senta, invece sulla questione del fatto che gli scarsi successi elettorali, insomma, non vanno di pari passo insieme a quello che è il suo impegno e la forza delle sue idee che lei ha propugnato, insomma, in un ventennio. L'impegno delle persone non sempre va misurato con una scala di misura che non è la nostra. Le leggi elettorali le fa lo Stato ed è lo Stato che fa in modo che anche i voti vengano manipolati e comunque non rispondano a quelli che sono le guerre ideali. La nostra è una guerra... ma non è lo Stato che decide che voi prendete il 2% o il 3%, lei dice magari ci vorrebbe una rappresentanza anche per i partiti piccoli. Non è stato mai l'obiettivo quello di avere dei risultati elettorali, interessa che i sardi crescano nella propria coscienza, che capiscano chi sono, dove hanno radici, a quale realtà appartengono e prendano coscienza di questo. Senta, si dice che la rivoluzione non è un pranzo di gala, non lo sarà nemmeno questa intervista. Dunque la prima domanda che le faccio sulla manifestazione di ieri è: eravate attesi in 7, 8, 10.000,
gli osservatori, chi vi vuol male dice eravate pochini. Ma non è questa la misura, noi la misura della consulta rivoluzionaria l'abbiamo presa nelle 13 assemblee che abbiamo fatto nelle zone, è lì la vera misura di quello che noi stiamo facendo, è lì che hanno capito, perché lì stiamo consultando e parlando con il nostro popolo, perché quel popolo non ne può più di questa situazione che si è venuta a creare. Poi noi abbiamo fatto una semplice assemblea che abbiamo convocato a Cagliari come una delle tante assemblee che sono state convocate nella zona. Senta, non ci aspettavamo di fare, altrimenti avremmo indetto una manifestazione che sarebbe stata un'altra cosa. Senta, ma si parlava di sciopero generale. Senta, invece magari le associazioni, Lo sciopero generale le categorie l'abbiamo produttive utilizzato non vi per hanno due motivi. seguito. Intanto per far capire al popolo sardo che non è che lo sciopero generale possa essere indetto solo da CGIL, CIRS e UIL, ma esiste un altro sindacato che si chiama CSS che può indire nel popolo sardo uno sciopero generale. Anche se ce l'hanno ostacolato, però lo può Ne indire. parleremo. Senta, una cosa sgradevole, l'unica cosa sgradevole forse dal punto di vista così ambientale, perché quei cappi e quelle forche non le sono sembrati un po' fuori luogo? Ma lì non erano riferite né a persone né a cose, ma erano riferite semplicemente al cappio che stanno mettendo le banche alle attività e la pressione fiscale. Era questo il cappio. Senta, invece, dove vuole arrivare questa consulta rivoluzionaria? Qual è il vostro approdo e l'orizzonte che vi siete dati? Beh, l'orizzonte è quello di cambiare il sistema. Ormai questo sistema che ha governato la Sardegna da più di 50 anni non funziona. È stato riproposto in tutte le salse, centrodestra, centrosinistra, non ha funzionato. Lo Stato italiano continua a comprimere la Sardegna e fare in modo che non vada avanti, ma sono tantissimi provvedimenti, da quello dell'esclusione dall'Europa, dalla questione fiscale, dalla questione della zona franca, dalla questione della fiscalità di vantaggio, dalla questione dell'80% del demanio militare individuato in Sardegna. Sono tantissime le pressioni, i contratti d'area. Ne abbiamo un elenco, così nell'ultimatum che abbiamo mandato alla Regione c'è un elenco di vere e proprie oppressioni e angarie che la Sardegna subisce dallo Senta, Stato. ma il Presidente Cappellacci vi ha mandato a dire ma questo è la Giunta regionale che ha impugnato più provvedimenti dello Stato e voi venite qua a chiedere le nostre dimissioni che siamo continuamente in lotta prima contro il precedente governo e ora con l'attuale. Ma perché non hanno capito che non è così che si fa, si ribalta il rapporto, ecco perché noi diciamo che siamo rivoluzionari, perché vogliamo ribaltare i rapporti tra Stato e tra Regione e gente sarda. Non è più possibile che lo Stato continui ancora ad incamerare le risorse della Sardegna e poi cederle alla Sardegna in quantità che decide semplicemente quando gli pare e piace. Ecco, cosa ne pensate per esempio della proposta del fiocco verde dell'istituzione dell'Agenzia regionale delle entrate? Ma è una buona proposta, ma noi diciamo che non è il momento manco di aspettare che venga approvata un'ulteriore legge. Che si fa? Noi diciamo sì, che si fa. La Regione Sarda decide unilateralmente di applicare l'articolo 9 che dice che la Sardegna può delegare allo Stato l'esazione dei tributi fiscali. Bene, noi decidiamo da domani di aprire un'agenzia delle entrate e di incamerare non delegare i nostri più lo tributi. Stato, insomma. Certo, poi lo Stato aprirà un'avvertenza, benissimo, vuol dire che ci confronteremo su di un'avvertenza. Senta, la prima volta che lei è venuto in questa trasmissione io le ho fatto una domanda, vediamo se lei si ricorda la risposta. La domanda che io le feci era, ma è vero che c'è in corso una secessione al contrario da parte dell'Italia e cosa pensa del fatto che ci vogliono togliere l'autonomia, per farla breve, con la riforma delle regioni? Si ricorda cosa mi rispose? Ma guarda, io penso che Monti stia sbagliando tutto. Forse il signor Monti non ha capito che noi siamo quasi uno Stato, perché una regione come la nostra, una collettività che ha a carico il 70% delle spese correnti, cioè sanità, trasporti interni, continuità territoriale, è quasi uno Stato, soltanto che non abbiamo la sovranità non possiamo esercitare le nostre sovranità che ci sono essenziali. Perfetto, era stato più efficace l'altra volta perché mi aveva risposto ma gliela togliamo noi la specialità e l'autonomia all'Italia, era stata molto efficace. Senta, tornando alla manifestazione di ieri, una sfilata di leader, tra virgolette, sul palco, sembrava quasi che steste sgomitando o celebrando le primarie per la guida di questa consulta rivoluzionaria, oppure questo è un movimento senza leader? No, questo era necessario perché la gente deve capire che ci siamo uniti, che davvero questa volta non stiamo scherzando e vuole sentire le testimonianze dirette, cioè vuole sentire quelli che rappresentano categorie e movimenti politici, vuole sentirli pronunciarsi direttamente di fronte alla gente, cioè in modo tale che ci sia la chiarezza che la consulta è
una novità e è stata quasi miracolistica da questo aspetto, perché è riuscito a mettere insieme, per esempio, movimenti indipendentisti che non riuscivano ad andare avanti, è riuscito a mettere insieme categorie che prima facevano manifestazioni separate e invece oggi hanno capito che il progetto è lo stesso e che si può marciare insieme. È lì la vera rivoluzione. Io prima le ho chiesto qual è l'approdo, ora l'approdo immagino che sia quello delle prossime elezioni regionali. Ma guardi, questo non è un obiettivo che è stato messo come principale. L'obiettivo principale della consulta è quello di riuscire a costruire un sistema alternativo a quello che ha governato fino ad oggi. Poi se questo si concretizzerà in una sfida elettorale sarà un passo successivo. Per adesso però quello che noi diciamo è: questo sistema non ha funzionato, se ne deve andare a casa, perché è inutile riproporlo. Questi arrivano ormai con le categorie mentali che sono basate sulla contrapposizione tra centrodestra e centrosinistra. È successo nel Consiglio regionale che delle leggi, per esempio, che riguardavano la sovranità sarda sono state votate da chi l'ha proposta e poi invece degli altri che erano schierati con centro-sinistra non l'hanno votato, cioè, ma semplicemente perché era stata proposta dal centrodestra. Cioè, vuol dire che se ci sono queste barriere mentali non si va da nessuna parte, perché ogni input che si riceve si perde il tempo lì a discutere all'interno del proprio cervello se quell'input va messo nella scatola del centrodestra o nella scatola del centro-sinistra. Il sistema non funziona. Ripartiamo da qui dopo la pubblicità. Sì. Ha sentito che oggi i sardisti hanno presentato in Consiglio regionale una mozione per l'indipendenza. Insomma, siamo dentro le istituzioni. Assolutamente condivisibile. Il problema è che bisogna fare un passo avanti. Cioè è arrivato il momento di aprire le gabbie. Cioè dobbiamo cercare di fare massa aprendo le gabbie. Noi indipendentisti le abbiamo aperte queste gabbie e abbiamo fatto in modo che il sardo sia chiamato a pronunciarsi sulla questione in quanto sardo. Se noi riusciamo ad aprire le gabbie nostre, poi riusciremo ad aprire anche le gabbie dei partiti italiani, perché anche all'interno dei partiti italiani ci sono dei sardi che sono ingabbiati e che non riescono ad esprimersi in quanto sardi, in quanto appartenenti a questo invece popolo. sa che contemporaneamente il Senato della Repubblica oggi ha approvato una legge che prevede che l'inno di Mameli debba essere studiato e cantato in tutte le scuole di ordine e grado. Ma quelli sono prossimi alla bancarotta, alla balcanizzazione, per forza fanno queste, faranno gli inni alle bandiere, faranno tutti questi cerimoniali cercando di ricucire insieme questa bancarotta che è l'Italia. Cioè noi abbiamo pochissimo tempo per sganciarci, altrimenti davvero non so dove, perché saremo i primi a pagare, perché questi non rinunceranno, non solo non pagheranno i crediti che abbiamo noi nei loro confronti e i loro debiti, non li pagheranno, ma ne faranno anche altri, cercheranno ancora di prendere dalle risorse della Sardegna quello che riescono a prendere. A questo proposito le faccio due domande. Ma se noi davvero ci sganciamo e siamo indipendenti, l'ho già chiesto nelle altre puntate, nelle altre trasmissioni, dove andiamo a finire? Noi produciamo, versiamo allo Stato come tasse in un anno 7 miliardi di euro circa. Lo Stato come servizi ce ne restituisce 11 miliardi. Questi 4 miliardi chi li mette? Ma li mettiamo noi, perché lo Stato ce li sta già fregando. Prendiamo per esempio la questione delle accise. Sulle accise lo sa cosa ha inventato lo Stato? Una leggina che prevede la dilazione del pagamento delle accise di 180 giorni. Così le accise sugli idrocarburi prodotti dalla Sara non vengono pagati in Sardegna, ma vengono pagati quando abbandonano i depositi fiscali e passano ai depositi liberi. Dove abbandonano i depositi fiscali e passano ai depositi liberi? Nel territorio dello Stato, nel territorio continentale, cioè nei pressi di Latina e nella penisola, e in parte a Barcellona e a Cartagena, mi sembra che sia l'altro deposito fiscale.
Quindi che cosa succede in questo caso? Che quelle accise che dovrebbero andare pagate alla produzione vengono pagate invece all'atto della chiusura del ciclo, e questo non è di poco conto, perché a noi ci fa perdere esattamente da 2,8 a 3 miliardi di euro, che non sono fesserie. Senta, ma se arrivano 3 miliardi di euro in più, chi ci dice che sapremo spenderli? Visto io non parlo dell'ultima legislatura e nemmeno della penultima, ma parlo degli ultimi 30 anni di gestione in Sardegna. Chi ci dice che l'equazione avere più soldi significa effettivamente avere più servizi e più benefici per i sardi? Beh, finché il sistema è questo non può funzionare. Se il sistema è questo, in cui c'è un continuo bilanciamento tra partiti che sono in lotta, tra l'altro una guerra combattuta per conto d'altri, perché la vera guerra sta in continente e poi qui continuano a combatterla, fanno le scaramucce per vedere che poi alla fine vince nei veri baroni che stanno lì, nei padroni dei partiti politici. Quindi noi facciamo delle guerre in seconda, finché faremo queste guerre in seconda il sistema non funzionerà. Cioè abbiamo poi dei sindacati che rispondono più a delle regole politiche che non a delle regole sindacali. Abbiamo un sistema di partiti nei quali la maggior parte sono partiti personali, quelli partiti italiani, ma però appena nascono vengono importati in Sardegna e quindi anche loro entrano in questa guerra in seconda. E con questo sistema non possiamo andare avanti, perché non c'è la possibilità di esercitare delle sovranità, ma semplicemente delle servitù, ma non delle servitù nei confronti dei potentati, di qualche potentato italiano, sardo, ma semplicemente dei baronati che si servono di queste emanazioni sarde semplicemente per continuare. Lei ha appena parlato di partiti personali. Ecco, uno dei rimproveri che la gente, che i cittadini fanno ai partiti tradizionali è quello di avere uno scarso ricambio, ma anche nei movimenti indipendentisti non è che ci sia stato un grandissimo ricambio, perché poi siete sempre i soliti, lei, Gavino Sale, Dodore Meloni, dov'è il ricambio nei vostri partiti? C'è una democrazia interna ai vostri partiti? Noi siamo andati a congresso, abbiamo fatto un congresso, ognuno ha presentato sono state presentate delle tesi, la tesi che vince e in congresso viene votata. Cioè non è che io mi posso suicidare per lasciare lo spazio ad un'altra tesi, non è così. Io ci credo davvero e vado avanti, presento la mia tesi, se la mia tesi vince non ci posso fare niente, e questa è la democrazia. Contento. Del resto poi nei momenti... Non è un delitto vincere i congressi, ma io la domanda gliela faccio perché tra 20 anni ci siete voi. La Nazione fa i congressi, certo, li fa, l'ultimo è stato fatto l'anno scorso e sono stato confermato coordinatore. Benissimo, vuol dire che se l'è meritato. Senta Composto, mai come in questo momento mi pare che di indipendenza, di sovranità si stia parlando così tanto, che la gente insomma si stia facendo coinvolgere un po' di più, mi pare anche evidente, basta andare sui social network e basta sentire un po' in giro qual è il sentimento nei confronti della politica tradizionale. Pare che qui Grillo non attecchisca tanto, ma possano attecchire di più i vostri movimenti. Eppure uno dei rimproveri che più spesso vi fanno, lei ha detto prima, la novità è quella che abbiamo cercato di metterci assieme, ma uno dei rimproveri che più spesso vi fanno è troppi leader, troppi partitini non riusciranno mai a trovare un'amalgama, perché alla fine, quando ci sarà da decidere chi va a rappresentare nelle istituzioni, litigheranno senz'altro. Beh, il fatto che oggi si parli tanto di indipendenza e di diritti nazionali del popolo sardo, questa è la vera misura del successo. Poi che non si sia trasformato in voti, ma tu pensi che a me ne freghi niente di andare lì a sedermi in consiglio regionale? Se l'avessi voluto fare bastava fare l'alleanza giusta e ci sarei già stato, ma sarei stato anche al Senato, mi è stata offerta anche questa possibilità. Ti dico la verità e lo dico a tutti, a me non me ne frega niente. Il vero successo è quello che oggi tutti siano costretti a vendere questo prodotto, e se lo venderanno strumentalmente il prodotto di indipendenza, vabbè, ma se sono costretti a venderlo vuol dire che c'è un pubblico che acquista, cioè vuol dire che è diventata merce di consumo normale ogni giorno. Mi dica la verità, qual è il suo sogno? Lei diceva, io fra 10 anni lascio la politica, cosa vorrebbe trovare nel momento in cui lascia la politica? Cioè quale situazione vorrebbe lasciare a chi viene dopo di lei? Realisticamente, dove possiamo veramente arrivare? Ma io penso che le opportunità per la Sardegna si presenteranno. Cioè, io credo che l'opportunità potrebbe venire dall'Europa. L'Europa a un certo punto
dovrà risolvere il problema delle nazioni senza Stato. Stanno premendo la Catalogna, sta premendo i Paesi Baschi, sono tante le nazioni che stanno premendo e sarà necessario, anche perché l'Europa si deve rendere conto che è nata per risolvere i problemi che prima mettevano in guerra addirittura uno Stato contro l'altro, adesso quei problemi si risolvono su di un tavolo, intorno ad un tavolo. Bene, interno allo stesso tavolo deve risolvere anche la questione delle nazioni senza Stato, perché anche quella è una questione che ha una soluzione politica. Ci dobbiamo arrivare con delle soluzioni politiche e l'Europa se ne deve assumere le responsabilità. Grazie Compostu, ci ritroviamo subito dopo la pubblicità col dibattito insieme agli altri ospiti. Buonasera a tutti. Buonasera a tutti e bentornati a Dentro la Notizia, al quarto appuntamento di questa seconda stagione. Avete sentito, siamo partiti col confronto faccia a faccia con Bustiano Compostu. Perché? Perché ieri è andata in scena la manifestazione, lo sciopero della consulta rivoluzionaria che ha chiesto provocatoriamente ai vecchi politici, a quelli nostri rappresentanti in Parlamento e in Consiglio regionale di andare a casa per far strada a questi movimenti sovranisti, indipendentisti che vogliono rappresentare le istanze di chi protesta perché non c'è lavoro, perché c'è crisi economica, perché le prospettive della Sardegna sono tutt'altro che rosee. Ne parleremo nel corso di questo dibattito, ne parleremo con i nostri ospiti in studio che vado a presentare prima di presentarvi, scusate il gioco di parole, il primo contributo esterno. Abbiamo con noi Salvatore Ciccu che è vice capogruppo del PDL alla Camera. Abbiamo Francesca Barracciu che è vice segretario regionale del PD, Giacomo Sanna che è presidente del Partito Sardo d'Azione, Bustiano Compostu, lo avete già visto, presidente di Sardegna Nazione, Dodore Meloni che è stato già con noi nel corso della prima puntata del Movimento Meris e poi il collega giornalista Ivan Paone. Sarebbe dovuto essere con noi anche il segretario regionale della CISL Giovanni Matta, un impegno causato da un incontro romano a proposito dei fondi sulla cassa integrazione, sugli ammortizzatori sociali, ha fatto saltare all'ultimo momento la sua partecipazione, ma siamo convinti che i rappresentanti della CISL, così come quelli delle altre sigle sindacali, saranno con noi nel corso delle prossime settimane. Abbiamo presentato gli ospiti, prima di dar loro la parola vorrei farvi vedere la prima parte di un contributo che abbiamo realizzato ieri in piazza durante la manifestazione della consulta rivoluzionaria. Prego la regia. Io siamo un traballatori, e sei un cazzato con questa gente, voi fonti boccenti sia e basta. Ormai i sardi ne hanno le tasche piene di questa gente che deve rispondere alle logiche romane, devono rispondere ai loro padroni che stanno a Roma e che stanno mettendo in crisi la Sardegna. In croce abbiamo la più alta disoccupazione di tutte le regioni d'Italia e qui stanno facendo terra bruciata, quindi i nostri rappresentanti, che rappresentanti nostri non lo sono, devono lasciare il campo perché ormai hanno finito, ci hanno portato alla rovina. Siamo incasati neri perché la politica non solo non ha dato le risposte che da anni e anni stiamo aspettando, ma sta continuando ad adattarsi al sistema del mercato, al sistema di questo governo di dittatura bancaria, continuando a prendersela e a rifarsi sempre sopra il popolo che ormai sta arrivando alla fame. E tutta questa classe politica inizialmente inizia a ragionare seriamente sul dimettersi anche per dare una dimostrazione, un segnale politico importante allo Stato nazionale e allo Stato europeo. Benvenuto popolo sardo! È un grande onore aprire i lavori della prima assemblea pubblica in piazza della consulta rivoluzionaria. È probabilmente la prima assemblea della storia del popolo sardo. E ora te capai con questa surra de Gastrauso che ho eletto a Roma e alla regione sarda! Basta,
siamo troppo educati, troppo democratici. Loro non possono ucciderci. Forse non è chiaro ai sardi che stanno suicidando? E gli uomini paradossalmente sono quelli che hanno troppa dignità e si uccidono in silenzio, lasciando le loro donne nella disperazione. L'ultimo episodio di Villassor è molto eloquente, credo. Che cosa vuole dire a quelli che stanno qua dentro? Che si dimettano, hanno fallito e stanno... Ugo, a furia di sorridere c'è venuta una Palesi! Adesso fai una cosa degna di uomo e vattene via! Fuori, 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 fuori! Il nostro movimento ha chiesto a loro signori politici più volte di mettersi una mano nella coscienza e di fare qualcosa immediatamente. Ci hanno sempre detto che non si poteva fare nulla perché Roma così voleva. Se Roma vuole la nostra morte, noi con Roma non ci staremo più. Sono qua perché è giusto ascoltare insomma, la protesta che proviene da un pezzo del popolo sardo. Ecco. Loro ce l'hanno molto con chi sta dentro il Consiglio regionale. Beh, io non generalizzerei troppo, nel senso che chi sta dentro il Consiglio regionale c'è chi ha responsabilità di governo e di maggioranza, c'è chi sta all'opposizione, c'è chi fa il proprio dovere e chi non lo fa. Diciamo che le generalizzazioni non mi piacciono, dopodiché loro pongono alcuni temi che io condivido, cioè il tema della dignità del popolo sardo e il tema della sovranità. Credo che ci voglia una riforma e credo che quest'isola, per la sua specificità, meriti un'attenzione particolare e meriti un rapporto con lo Stato nel quale noi possiamo autodeterminarci ed esercitare con maggiore responsabilità la funzione di governo. Ci vuole la rivoluzione, come stanno dicendo sul palco? Una rivoluzione ideologica sicuramente, questo è necessario, bisogna prendere consapevolezza delle proprie potenzialità, delle proprie capacità, sfruttare le proprie risorse e dicevo anche offrire le nostre ricchezze all'Italia e al resto del pianeta. Perché c'è questo sentimento verso la classe politica? Perché i politici, abbiamo una classe politica mediocre, una classe politica che non riesce a programmare il futuro di quest'isola. Eccoci qua. Eccoci qua, siamo tornati in studio, abbiamo visto la prima parte del nostro contributo filmato ieri durante la manifestazione. Io voglio subito coinvolgere Salvatore Cicu. È normale che chi è al governo oppure chi è nel rappresentante dei sardi nelle istituzioni sia in momenti di crisi, in momenti come questo, quasi il capro espiatorio di questa situazione. Come a voi, quanto vi sentite colpiti da manifestazioni di questo tipo e qual è il vostro atteggiamento quando arrivano richieste o accuse di questo tipo? Ma io parto con chiarezza da un aspetto. Innanzitutto un grande rispetto per la passione, per gli ideali, per le motivazioni di uomini e donne liberi che in un sistema di libertà ritengono di dover rivendicare un ruolo importante che riguarda l'amore per la loro terra. Quindi credo importante questo confronto, credo importante l'attivazione di un meccanismo che sia di richiamo, che sia di forte richiamo, perché poi inevitabilmente è un sistema che va scosso. Indubbiamente è un sistema in crisi, tutti i partiti sono in crisi, il mio per primo in crisi, è un partito che sta rivedendo la propria identità, la propria storia, la propria funzione, il proprio ruolo. Oggi c'è stato un ufficio di presidenza dove per la prima volta forse c'è stato un confronto fortissimo sul tema delle primarie, c'è stata una spaccatura forte. Quindi io credo che sia auspicabile
che questo confronto però porti inevitabilmente ad una possibilità, ad un'opportunità che riguarda anche momenti di unità, di legame, al di là delle divergenze, delle posizioni, delle idee. Però se questo deve essere un momento costituente, il momento costituente ha bisogno di una partecipazione che ponga la questione e il tema dell'indipendenza da una parte e dall'altra di una sovranità o di una specialità che certamente è lesa nei suoi diritti, che certamente il governo italiano continuamente, governi di centrodestra, governi di centrosinistra, hanno in qualche modo calpestato e continuano a calpestarlo. Ma certamente c'è anche il problema di fondo che in Sardegna siamo stati superati dalla ordinarietà delle regioni, perché quella cosiddetta specialità di cui tanto ci riempiamo la bocca ha bisogno di contenuti, ha bisogno, e qui finisco, scusami Anthony, ha bisogno di superare la metodologia per entrare immediatamente nei contenuti. Se assemblea costituente deve essere, che sia, e dove ci sia una rappresentanza di tutto il popolo sardo che abbia la possibilità di dire cosa pensa e soprattutto qual è l'obiettivo per portare questo popolo ad un momento di libertà e di dignità che sicuramente oggi non ha, e io in questo condivido alcuni aspetti che sono stati già citati. Francesca Barracciu, al di là degli schieramenti in questa legislatura in Sardegna il governo del centrodestra e in quella precedente governavate voi, ecco, vi sentite i partiti insomma, che anche dalla Sardegna guardano ai partiti che sono stati al governo a Roma, vi sentite sotto accusa e insomma, in quale maniera contrattaccate o interagite con queste accuse? Io ho ascoltato bene i passaggi che ci avete proposto stasera, ma ho seguito anche ieri la manifestazione nelle agenzie di stampa, ho letto la stampa, i giornali di stamattina e le ragioni di quella rabbia, di quella protesta sono ragioni molto serie, sono ragioni fondate a cui bisogna prestare ascolto, avere massimo rispetto perché nascono dal dolore e dal disagio che ogni giorno tante famiglie vivono e c'è chi ha la forza anche di manifestarlo in piazza, altri preferiscono altre strade per far emergere questo grande disagio. Non condivido invece, sono assolutamente affinché i partiti tutti ascoltino con massima attenzione ciò che è avvenuto ieri e ciò che magari avverrà anche nel futuro, ma non posso condividere quell'approccio secondo il quale c'è un'indistinzione nella classe politica sarda. Sono disposta ad assumermi anche come rappresentante politico pezzi di responsabilità su quello che è successo, ma non ad assumere in toto anche le responsabilità di ciò che sta succedendo oggi nella nostra regione e anche la situazione di crisi nella quale è arrivata. A livello nazionale il Partito Democratico si è assunto anche troppe responsabilità che non aveva, che non ha generato, perché il sostegno al governo Monti è un atto molto importante di responsabilità, dove le parti sono state superate, le divisioni sono state superate con un'assunzione di responsabilità importante, ma quella situazione che andava affrontata e che è stata affrontata, si sta affrontando adesso, è stata generata da 15 anni di governo Berlusconi, per questo dico in quel caso ci siamo assunti responsabilità che non sono nostre. In Sardegna, se mi posso permettere una frase espressa da una persona certamente più autorevole della sottoscritta, io non ci sto. Perché non fare le differenze, non individuare bene le responsabilità significa non trovare la strada per superare le difficoltà nelle quali siamo. Dire che tutti sono responsabili significa che nessuno è responsabile. Bene, allora l'atteggiamento di subalternità come quello che abbiamo visto in questi 3 anni e mezzo di governo Capellacci non può essere certamente paragonato all'iniziativa politica contro il governo nazionale, che fosse Prodi o che fosse Berlusconi, messo in campo con gran forza a partire da un'iniziativa del centro-sinistra a cui certamente ha partecipato poi l'intero Consiglio regionale, ma che non può essere appunto Ci torniamo, accomunato ripartiamo da qua. Prima di andare in pubblicità voglio coinvolgere Roberto Murgia dal sito www.unionesarda.it. Eccoci qua Roberto, la parola a te per lanciare il sondaggio della nostra trasmissione e poi per dare spazio ai nostri lettori per eventuali domande. Ciao e buonasera a tutti, ciao Anthony. Allora, il sondaggio riguarda evidentemente la crisi economica ed è il seguente: crisi
all'isola servirebbe una rivoluzione, punto interrogativo. Sinora hanno già votato centinaia di persone, prevale in modo schiacciante il sì, cioè servirebbe una rivoluzione al 88,56% dei votanti, mentre il 10,95% dicono no, e poi 0,50% non si esprime. Non si esprime. Per chi volesse interagire con noi da casa? Deve semplicemente lasciare commenti o domande per i tuoi ospiti nel nostro sito che è www.unionesarda.it e basta. Ho visto che c'erano già alcune domande, magari Sì. ti richiamo in causa Sì. nei prossimi blocchi per farle ai nostri ospiti. Certo. Grazie per il momento Roberto Murgia e cedo la linea alla pubblicità. Grazie a voi. A dopo. Bentornati ai nostri telespettatori. Allora, siamo partiti col dibattito. Io cerco di coinvolgere adesso Giacomo Sanna. Ha sentito i primi interventi, Cicu, Barraccio, tutto sommato distensivi nei confronti di questo tema relativamente nuovo, relativamente capillare, voglio dire, mai capillare come in questo momento nell'informazione, nei dibattiti anche che si svolgono fuori dagli organi di stampa. Ecco, perché in questo momento indipendentismo e crisi economica vanno così a braccetto? Perché tutti si riempiono la bocca di nuova sovranità dello Stato, rispetto allo Stato? Credo che la contaminazione che in tutti questi anni abbiamo cercato di mettere in essere stia iniziando a dare i suoi frutti. Li dà nei linguaggi, li dà nei comportamenti, li dà nell'interesse a temi come questo che in altri momenti venivano derisi. Oggi forse anche la disperazione aiuta a capire che non si esce da una situazione come questa con facilità e che forse assumersi appieno le responsabilità, come una nazione dovrebbe fare, sia arrivato anche il momento. E quindi il parlarne, anche per chi non condivide certamente la parola indipendenza, diventa un obbligo. E noi proponiamo adesso la mozione, come l'abbiamo proposta. La novità di oggi è proprio la vostra proposta. Sì, ma l'abbiamo fatta anche, non dico in modo provocatorio, perché come tutti sanno è in discussione il discorso dell'autonomia. Sembra quasi che da quest'isola debba scomparire un qualcosa che chi prima di noi è seduto sui banchi del Consiglio e ha combattuto e ha conquistato, debba sparire come che l'isola non esisti più e che i sardi siano uguali agli altri. Noi vorremmo essere uguali agli altri, ma non lo siamo mai stati. E allora abbiamo deciso di sollevare, come si suol dire, l'asticella del confronto, perché stando fermi si soccombe e noi saremo arrivati a questa conclusione. Essere regione a statuto ordinario, perché le statuto ordinarie ormai hanno determinate competenze e noi siamo uguali agli altri. Allora, su questo bisogna uscirne. Noi arriviamo a un confronto dove certamente non abbiamo la pretesa di far diventare il Consiglio regionale tutti indipendentisti. Ma siccome è aumentato il numero nelle diverse iniziative che abbiamo preso e non erano solo i 5 consiglieri sardisti a votarla, ma bensì l'ultima volta erano 9, noi pensiamo che questa volta sia maturo il tempo perché si possa andare. Però portarla dentro un'istituzione come quella del Consiglio regionale gli dà una visibilità che in altri modi non si avrebbe. Certo. Non possiamo coinvolgere le altre forze politiche a parlarne fuori dal Consiglio regionale perché non è tema che a loro interessa e gli appartiene. Come ha guardato lei ieri a questa manifestazione? Manifestazioni di questo genere hanno sempre comunque grande interesse. Del Palazzo Regionale. Perché se no non c'ero neanche dentro, ero fuori e guardavo da fuori. Sei sceso? Sì, no, non ero dentro, ero fuori. Ma con grande interesse perché so con quale sofferenza vengono fatti, con quale difficoltà. Mica abbiamo gli strumenti che hanno le forze politiche italiane. Gli aspetti mediatici, i soldi a disposizione, il sistema organizzativo. Io so come funziona, perché le abbiamo vissute tanti anni e sappiamo con quale fatica attirare l'attenzione. Ma io credo che i tempi siano ancora più maturi, perché questa disperazione che è dovuta alla crisi economica e sociale, dove la gente non sa più cosa fare,
deve rifugiarsi da qualche parte e si deve rifugiare in se stessa. E rifugiando in se stessa deve trovare i motivi della libertà, perché se non dovesse trovare quei motivi non può pretendere di dare solo e esclusivamente le responsabilità agli altri. Senta, Dottore Meloni, invece immagino che ieri, anzi oggi, quando si è saputo della mozione indipendentista dei sardisti del Consiglio regionale, un po' abbia sorriso, perché mi pare di ricordare che una trentina d'anni fa in un congresso sardista fu lei con un colpo di mano a proporre, insomma, a proporre questa cosa. No, eravate d'accordo? Come andò quella cosa? Non c'era. Sono un buon testimone. Come andò quella cosa? Eravate tutti d'accordo a mettere nello statuto sardista la questione indipendentista? 30 anni fa già c'erano Sì, politiche giovani. Cambiò lo statuto miseria. Come andò quella vicenda? Io ero il presidente della riforma statutaria e portai all'approvazione la mozione indipendentista che recitava solo queste parole: sul partito usato d'azione si beneficia di votare su per usare l'indipendenza, punto. Quella fu acclamata da tutti, ci fu solo una persona. Da tutti? L'articolo 1. L'articolo 1, ci fu solo una persona, che era Nanni Lui, che poi ce lo ritrovammo anche senatore dopo, che disse che lui non accettava. Io dal parco gli dissi: ascolta Nanni, scendo e ti prendo a calci nel sedere fino a... Era già spiccio nei metodi, già 30 anni fa. Che allora non potevamo fare. Senza debordare troppo. No, ma quella è la verità. Questa è la verità. Ma oggi cioè, sentendo che i sardisti hanno presentato al Consiglio regionale nel 2012 una mozione come questa, cioè uno come lei che è in giro, va per le strade, proclama repubbliche indipendenti, stampa moneta, insomma, capisce che qualcosa sta succedendo, può anche ricominciare un po' a ritirarsi lei perché gli altri stanno portando avanti le cose, oppure cosa vuol fare? No. La parola indipendenza, che è diversa da sovranità, a me non mi piace manco perché deriva da sovrano, immaginiamoci. E poi non ci può essere il fatto di una sovranità se non c'è prima l'indipendenza. Per cui io non ho nessuna remora a dire che sono indipendentista. Punto e basta. Cosa vuol dire? Che non mi devo né ritirare o meno, anzi, servo perché i sardi devono arrivare all'indipendenza. Pertanto, quando noi discutiamo su queste cose qua, c'è un giro di parole. Mi sia stato detto come prima perché io ero lì, perché non era ero in piazza, sul palco. non era sul palco? Perché ero con la gente, perché questa consulta rivoluzionaria è per i sardi così, per tutti quanti, perché quello era lo spirito. Allora, io mi sono dissociato, perché è vero, perché l'ho anche detto, quando ho sentito che gli altri, quelli eletti democraticamente, si dovevano dimettere. E cioè, in poche parole, non accetto, perché sono indipendentista, auspico un'istituzione che è una repubblica, non posso andare contro il parere democratico del popolo sardo. Sono i sardi che hanno eletto i consiglieri nella regione Sardegna. Quando mi dicono dobbiamo prenderli a pomodori, no, non a loro, a quelli che li hanno votati, perché è ovvio, no? Quelli sono esponenti che sono prefissi, una parte del popolo sardo li ha votati democraticamente. Una larghissima parte. Appunto. Bene, Questo. Ivan Paone, come al solito ti chiamo per chiudere, per cercare di accendere un po' il fuoco della polemica in questo dibattito, che parte come al solito tutti con buonissime intenzioni. Salvatore Cicu, da abilissimo politico, ha capito qual è il clima, ha detto ma possiamo parlare, possiamo confrontarci. Francesca Barraccio, altrettanto, anche se lei dice ma non dimenticatevi di Berlusconi e ricordatevi che c'è Cappellacci. Qual è la situazione vista dal tuo osservatorio? Infatti, è sorprendente che Dodore Meloni difende i consiglieri regionali, Dodore è sempre controcorrente. E vuol prendere a pomodorate gli elettori, è stupendo, e mi è sempre più simpatico. Infatti io sono molto ottimista, vedi che clima, dicono, tutti quanti si concorda sul fatto che è giusto che i sardi siano arrabbiati, che il governo è patrigno, che la Sardegna deve ribellarsi, eccetera, eccetera. Poi vedrai che appena ci saranno le elezioni prevarranno gli interessi di bottega, si sgomiterà per la candidatura, nasceranno le divisioni fra i partiti, ognuno penserà al suo orticello e di tutti questi interessi dei sardi non interesserà più a nessuno, io ci posso scommettere. E poi è singolare che ormai si litighi più all'interno dei partiti piuttosto che fra i partiti, perché gli unici momenti di tensione sono verificati quando si discuteva fra i renziani e i bersaniani. E là ci sono stati un po' di battibecchi, altrimenti grande clima di collaborazione. C'è molto fair play. Molto fair play. Beh, insomma, forse anche eccessivo. Il clima romano, dove c'è un governo bipartisan, forse aiuta... Forse questo virus del bipartisan... Salvatore Cicu. Finisco un secondo, sì. Un altro ragionamento. Io vedo che gli esponenti del centro-sinistra si piccano di dire non è vero che siamo tutti uguali. Io vorrei ricordare
Onorevole Barraccio, è onorevole? Sì, certo. Certo, onorevole Barraccio. Non volevo chiamarla signora, ma c'è il prefetto che si incazza, quindi forse pare che signora o signore non si possa dire. Comunque, la sinistra, il centro-sinistra, ha governato per lunghi anni in Sardegna, a metà degli anni 70. 74-75 la sinistra è andata al governo. I sardisti sono andati al governo, ci sono rimasti a lungo, poi sono andati al governo anche col centrodestra, ma questo è un dettaglio. Prima della fallimentare, a suo giudizio, giunta Cappellacci e anche al mio, ci sono stati 5 governi Palomba o giù di lì. Soru è stato un governo di centrosinistra fallimentare, tant'è vero che l'elettorato lo ha punito. Insomma, non sarete tutti uguali, ma vi assomigliate molto. Bene. Come immaginavo, Ivan ha gettato il germe, il seme della polemica. Io torno da Cico Barraccio prima di iniziare. Prima di iniziare, poi le rimettiamo a posto le date se erano sbagliate. Dicevo, Salvatore Cico, per entrare anche nel dettaglio, perché poi la gente, chi ci ascolta a casa, chi ieri era in piazza, fa i conti comunque con una situazione economica, con una situazione familiare che è quella che è. È innegabile che in questa crisi economica a pagare siano state soprattutto le regioni strutturalmente più deboli, come la Sardegna. Il governo Berlusconi, da una parte, finché c'erano i soldi, ha risposto con la cassa integrazione, cioè non lasceremo nessuno indietro, daremo a tutti gli ammortizzatori sociali. Ora i soldi cominciano a mancare e di oggi la notizia che siamo dovuti andare a chiedere una parte dei soldi che serviranno per pagare la cassa integrazione alla fine del 2012 e inizio del 2013 al governo, ce ne ha dato solamente 50 milioni rispetto ai 110 che servono. Ecco, Cicu, per dare una risposta effettiva all'orizzonte che i lavoratori, i cassintegrati chiedono, occorre proporre un nuovo modello di sviluppo, perché quello che c'è stato fin qui mi pare che non sia più al passo coi tempi. Ecco, lei è in Parlamento dal 94, è stato uomo di governo, adesso è uomo impegnato a cercare di risollevare, come ha detto prima, il suo partito, dargli una nuova organizzazione, dare la possibilità anche ai più giovani di affacciarsi a ruoli dirigenziali. Ecco, ma qual è la prospettiva che noi possiamo dare dal punto di vista concreto, cioè quello che per il prossimo quinquennio, per il prossimo biennio un padre di famiglia si può aspettare per sé oppure per suo figlio che frequenta l'università e che vorrebbe affacciarsi nel mondo del lavoro? Qual è il modello di sviluppo che voi in maniera credibile vorreste presentare? Ma io credo che bisogna partire da un'idea Sardegna e da un sistema Sardegna che non c'è e non c'è mai stato, né col centrodestra né col centrosinistra. Un'idea di Sardegna che guardi innanzitutto alle opportunità che questa terra offre. Faccio un esempio, noi abbiamo un'agricoltura con un assessorato elefantiaco, con 3 enti strumentali, che produce il 20% del fabbisogno sardo, con giovani che non sanno che cos'è l'agricoltura e con meno giovani che hanno imparato dall'agricoltura solo il sistema dell'assistenzialismo. Io credo che la condizione di insularità sia la centralità del tema, perché senza quel riconoscimento, partendo dall'Europa, noi come Sardegna non potremmo avere nessun tipo di sistema. Parlo di una cultura che è quella dell'invidia, che è quella della pancia dei sardi, che è quella che culturalmente innanzitutto bisogna superare, perché senza un legame che guardi a una dimensione regionale sarda, ad una possibilità che questo popolo, mi piace anche a me chiamarlo così, capisca che non possono esistere le arance di Villacidro e poi le arance di Muravera, non può esistere l'olio di Gonnos Fanatica e poi a 2 chilometri di distanza l'olio di Villacidro, ma non può neanche esistere una cultura che guarda solo alla produzione dell'orto e non guarda alla capacità di creare dei manager che sappiano commercializzare il prodotto, che significa possibilità di sviluppo. Ma quando noi pensiamo al sistema turistico, noi abbiamo un sistema turistico che fa acqua da tutte le parti, non certamente con il governo Cappellacci, ma certamente come sistema turistico da quando la Sardegna è nata. Per un motivo molto semplice, perché noi non sappiamo legare i punti, non sappiamo parlarci tra di noi, non sappiamo offrire neanche quando andiamo nei contesti nazionali e internazionali con i nostri stand
e sicuramente è sempre di cultura che parlo e non di responsabilità da addebitare all'uno o all'altro, noi ci presentiamo con lo stand del Medio Campidano piuttosto che con quello di Barumini o piuttosto con quello dell'ultimo più importante paese della Sardegna. Noi non capiamo come presentare il sistema Sardegna. Allora, rispetto a questa situazione, io credo che innanzitutto bisognerebbe capire che l'industria sarda non è un modello di sviluppo. L'industria sarda è una rincorsa alle multinazionali che guardano solo ed esclusivamente al loro profitto e che realizzano la condizione di calpestare i diritti dei popoli dove loro permangono, perché non gli interessa né il sociale, né la cassa integrazione, né la possibilità di bonificare nulla. Anche se noi ci battiamo tutti insieme tutte le volte e piangiamo tutti insieme, perché è un piagnisteo, per cercare di recuperare qualcosa. Allora qui ci vuole una selezione di classe dirigente, e questo sicuramente potrà avvenire, a mio giudizio, solo ed esclusivamente con il voto e con quella rappresentanza di cui Dodore parlava, perché senza di quella noi possiamo continuare a portare avanti i nostri ideali, possiamo continuare a parlare di movimento rivoluzionario, di schema di partiti, ma certamente non risolviamo i problemi della società. Si fermi qua, onorevole Cicu, perché sono fuori con la pubblicità. Do la linea alla regia e riparto da Francesca Barracciu che voleva replicare a Ivan Paone. Oppure puoi dire... Ed eccoci qua, siamo tornati in studio dopo un brevissimo stacco pubblicitario. Dicevo, volevo dare la parola a Francesca Barracciu perché mi sembrava che volesse replicare a Ivan Paone quando diceva che comunque con i governi Palomba, con i governi Soru, anche il centrosinistra avesse contribuito per la parte che gli spetta a questa situazione, che è comunque una situazione strutturale, al di là delle responsabilità contingenti e degli errori eventuali di chi sta governando oggi. Ma oltre a questo ti faccio la stessa domanda che ho fatto a Salvatore Cicu, ed è quella legata a quale modello di sviluppo possiamo realisticamente proporre a chi oggi ha le difficoltà a mandare avanti una famiglia. Senza entrare nel merito ovviamente di ciò che è stato o non è stato nella passata legislatura, ma per stare al tema della Sardegna che sa rivendicare i suoi diritti, e quando li sa rivendicare i suoi diritti vengono rispettati, vorrei sottolineare che soltanto l'avvertenza entrate, cioè la riscrittura dell'articolo 8 del nostro statuto, è stato chiuso nella passata legislatura. In virtù di quel lavoro che è stato fatto, dove poi ovviamente ha partecipato tutto, non ci hanno pagato, infatti noi siamo fermi al 2007, vorrei ricordare, siamo fermi al 2007, quindi all'avvertenza che è stata chiusa e che ci ha sancito il diritto per le risorse appunto che ci sono dovute. Quando il testimone è passato al centrodestra con il governo Cappellacci, considerato che la controparte era Berlusconi e Tremonti, quella partita si è chiusa, si è fermata lì e noi siamo fermi a quel momento. Si è sbloccata adesso col governo Monti, però, si è sbloccata col governo Monti, ma abbiamo perso 3 anni e mezzo di tempo, 3 anni e mezzo un'altra parte che non li possiamo spendere perché c'è il patto di stabilità, ma quella è 3 anni e questione. mezzo fondamentali. Contemporaneamente bisognava fare la battaglia sul patto di stabilità e non è stata fatta perché il rapporto subalterno di questa giunta nei confronti di Berlusconi e Tremonti è stato totale. E sotto questo aspetto vorrei dire che da un punto di vista no, ma non se ne è accorto nessuno, volevo dire che sulla questione proprio del rivendicare i nostri diritti e di ottenerli c'è una differenza sostanziale fra ciò che è venuto nella passata legislatura e in questa, per non parlare delle riforme che sono state fatte sul versante della semplificazione amministrativa, della riduzione delle enormità di enti strumentali e anche il contrario di questi che insomma abitavano il nostro sistema sardo, quindi con una riduzione dei costi. C'è una differenza sostanziale, poi certo non tutto è stato oro, non lo è, possiamo ritornarci, dobbiamo ritornarci, oggi riforme ma le differenze sono agli atti. A chi ha difficoltà e che ha prospettive, che ha bisogno di prospettive? Da un punto di vista delle prospettive... Realisticamente, in maniera
insomma, realisticamente, sollecita, cosa possiamo dar loro? I presupposti, io condivido che i presupposti siano la capacità della classe dirigente che sappia mettere al centro la specificità della nostra isola, la sua specialità, e la sua specialità che può essere declinata come specialità nella sovranità e nella responsabilità. Mi piace molto quello che prima lei ha detto a Bustianu in relazione alla anche capacità di esercitare certamente la sovranità o piuttosto che l'indipendenza, insomma poi sui termini possiamo anche metterci d'accordo, quello che conta è il contenuto, la capacità di agire per raggiungere gli obiettivi. La questione della responsabilità è importantissima, cioè la responsabilità e la capacità di saper anche mettere a frutto le potenzialità che abbiamo e anche utilizzare le risorse, quelle finanziarie, come meglio deve essere fatto. Faccio un esempio sul versante della responsabilità. Faccio un esempio perché è importantissimo. Noi abbiamo al nostro carico gli oneri della sanità. Bene, dal 2008 al 2012 il bilancio della sanità è andato in deficit di 360 milioni di euro. Allora noi come possiamo vendere ai sardi la capacità di autodeterminarci quando di fronte a una responsabilità che dobbiamo assumerci di rimettere in ordine i conti soltanto della sanità non ci riusciamo e sprechiamo 360 milioni di euro che potevano essere invece orientati per le imprese e per le famiglie perché non abbiamo la capacità di governare. Perfetto. Questo è successo in questa legislatura. Un attimo prima di proseguire nel dibattito, io chiamo dalla regia il servizio di Fabio Manca che ci fa il punto della situazione per quel che riguarda le prospettive a breve partendo da quella che è la situazione contingente. Prego. Ora che la crisi economica ha raggiunto tutti, i sardi si riscoprono rivoluzionari. È il compito decisivo della nostra storia, dicono quelli della Consulta, che non a caso si chiama rivoluzionaria, che ieri ha portato un pezzo di Sardegna in piazza. Del resto, se oltre 70.000 imprese sono indebitate nei confronti di Equitalia per più di 4 miliardi di euro, se circa 2.500 aziende sono state dichiarate fallite in Sardegna lasciando un debito verso lo Stato e verso la pubblica amministrazione di 1.200.000 euro, se un sardo su 4 è disoccupato, se un giovane su 2 non trova lavoro e quando lo trova è precario, in 8 casi su 10, se 24.000 lavoratori campano solo grazie alla cassa integrazione o alla mobilità, qualche ragione per essere arrabbiati c'è. Non è un caso che le piazze pulsino di indignazione e sono in molti a pensare che tra breve i forconi sostituiranno gli striscioni e i megafoni. La classe politica è nel mirino, pochi si salveranno dal ricambio radicale richiesto dagli elettori che in primavera, per le elezioni politiche, daranno i primi segnali. Del resto, senza un'inversione di rotta, la Sardegna è destinata a scomparire, a terzomondizzarsi, una sorta di Atlantide sommersa dal mare della crisi. Il prodotto interno lordo pro capite è di 19.609 euro, 6.000 euro in meno rispetto a un connazionale, 13.000 in meno rispetto a un lombardo. Non solo, il PIL regionale viene consumato tutto dalle famiglie e dalla pubblica amministrazione e per gli investimenti non resta nulla. E ciò accade perché i sardi, unici in Italia, consumano il 98,6% di ciò che producono, contro una media nazionale dell'82% e il 70% degli inarrivabili lombardi. Anche i redditi sono più bassi di quelli medi nazionali. Un sardo dichiara mediamente 16.700 euro all'anno contro una media nazionale di 19.200 e 22.700 dei lombardi. Tra i record vantati dai sardi c'è quello del numero di imprese, 88 ogni 1.000 residenti, 5 in più dei lombardi, ma è anche vero che vantiamo il tasso di mortalità imprenditoriale più alto. In provincia di Cagliari, per fare un esempio, nel 2011 sono nate 4.222 imprese, ma ne sono morte 4.951 con un saldo negativo dunque di 722. Altre 1.793 imprese sono in liquidazione. Colpa della crisi, certo, ma anche del sistema Equitalia che fa lievitare i costi in maniera esponenziale con interessi esosi, compensi per le riscossioni e oneri vari estremamente alti, e anche colpa delle banche che nel momento del bisogno hanno chiuso i rubinetti. Ora che l'isola è sull'orlo del baratro, molti riscoprono la zona franca. Cavallo di battaglia dei sartisti e degli indipendentisti, oggi si avvia a diventare centrale nei programmi elettorali dei partiti, a destra, a sinistra e al centro. Anche perché molti paesi del Mediterraneo, che distono poche decine di chilometri da noi, ce l'hanno e grazie ai vantaggi che offrono attirano imprese che potrebbero venire in Sardegna portando qui lavoro e sviluppo. È una situazione, avete sentito, una situazione veramente
siamo ormai allo stremo, avete sentito che il PIL viene praticamente interamente consumato dalle famiglie, ci serve praticamente per andare avanti. Quel che noi produciamo viene consumato interamente e non c'è spazio per gli investimenti. Qualcuno propone la zona franca, anche quasi tutti i partiti praticamente dicono che la zona franca può essere un volano. Io voglio coinvolgere nella discussione il signor Cannas, che fa parte di uno dei movimenti di cittadini che chiede e lotta fortemente. Ci dica. Faccio parte del comitato Sardegna Franca, ispirato dalla nostra fondatrice Maria Rosaria Randaccio. Allora, trovo singolare che davanti alle notizie che abbiamo appena sentito ci sia tanto fair play da parte della nostra classe politica, sia nazionale che regionale. Abbiamo la soluzione a portata di mano per risolvere tutti i problemi della Sardegna, tutti quelli che sono stati elencati, li possiamo risolvere. E come li possiamo risolvere? Dando attuazione alla zona franca, che è stata già istituita con legge numero 75 1998 e che dobbiamo non certo alla caparbietà dei sardi, tranne il buon Mario Melis e i suoi compagni di partito da allora, ma all'esterno, cioè ai padri costituenti, ai vincitori della seconda guerra mondiale. Voi vi state impegnando, siete in giro per raccogliere firme, per fare manifestazioni, per sollecitare i partiti politici. Sentiamo un attimo queste vostre iniziative, che riscontro hanno. Bustiano Composto, non ne abbiamo parlato durante il faccia a faccia, ma la zona franca è uno anche dei vostri cavalli di battaglia. Sì, è uno, diciamo, dei punti di sovranità della piattaforma della consulta rivoluzionaria. Una zona franca che sia articolata e che sia mirata alla situazione Sardegna. Ma non solo su questo, volevo intervenire anche sulla questione della fiscalità di vantaggio. Prego. Noi dovremmo essere in grado in Sardegna di pilotare la nostra economia anche introducendo delle zone o comunque zone, intendo, geografiche o zone produttive oppure tipi di prodotti a fiscalità di vantaggio. Ma su questo siamo impediti perché, e lo dimostra per esempio la fiscalità di vantaggio che era stata introdotta nel 2001, dalla finanziaria del 2001, che era intervenuto Tremonti e l'aveva subito cassata, che prevedeva un contributo per le aziende che erano nelle zone montane, l'aveva cassata e poi il Tremonti stesso l'aveva proposta invece per le zone di Milano. Ma mi spiego, abbiamo un impedimento per avere una fiscalità di vantaggio che sia strutturale. Noi al massimo potremmo andare ad una fiscalità di vantaggio contingente, però a noi serve una fiscalità strutturale e abbiamo un impedimento che ci viene dato dall'Europa perché non abbiamo una nostra fiscalità autonoma, che invece si otterrebbe se noi riformassimo o applicassimo l'articolo 9, perché se noi applicassimo l'articolo 9 avremo un sistema che ci permette di far entrare nelle casse della regione direttamente i tributi che i sardi pagano. Questo verrebbe riconosciuto dall'Europa come una forte autonomia. E dunque di conseguenza avremmo anche il collegamento alla cosa che diceva precedente. Siccome l'Europa vieta che la fiscalità di vantaggio abbia contributi esterni e se noi non riformiamo l'articolo 9, non potremmo accedere a quel sistema. Ci sono i decimi che spettano allo Stato, che andrebbero quindi trattenuti prima di applicare la fiscalità di vantaggio, noi non saremo nelle condizioni di applicarla. Giacomo Sanna, perché in questa legislatura questo articolo 9 non si applica pienamente e non si arriva dunque a questa proposta, all'applicazione di questa proposta che Composto fa sua da qualche mese? Se pensiamo che questa sia la soluzione a tutti i mali, non è che si possa estrapolare una parte del discorso della zona franca, perché c'è uno stato confusionale. Il discorso dei porti a cui faceva riferimento la legge del 98, che io sono fra quelli che ha votato, è un discorso che guardava la portualità come esenzione doganale per le merci che vengono esportate fuori e che quindi non sono soggette a IVA. Vabbè, dove un'impresa qualsiasi di determinate dimensioni poteva recintarsi e farselo da sola, ma non è questa la soluzione. La soluzione è una zona franca, che sia zona franca tale, come posso dire, come avviene nelle Canarie, in esenzione non solo fiscale, per il consumo, franca, quanto si vuole, però nella sua completezza.
problema cosa si frappone? Perché non riuscite Perché? ad Perché avere lo Stato una... italiano non ha interessi a farlo, primo. E voi non avete la forza per obbligare lo Stato l'Unione italiano a Europea, farlo? noi intanto non siamo rappresentati in Europa, pur volendo votare i sardi, un unico loro abbiamo un parlamentare europeo qua a fianco a lei, sì, Pectore. Il discorso dell'elezione non prevede nessun collegio per la Sardegna, se non in abbinata con la Sicilia, quindi siamo già un numero di abitanti piuttosto limitato rispetto alla Sicilia, quindi siamo sempre fuori gioco e comunque fuori gioco. Allora, su questo, poco fa lei parlava di sviluppo, ma mi scusi, in questi anni noi abbiamo avuto almeno 3 o 4 paletti che ci hanno portato al sottosviluppo. Ci fanno pagare l'energia in più, ci fanno pagare il denaro in più, ci fanno pagare i trasporti con lo scandalo della Tirrenia napoletani, più di quanto pagassimo sin quando la Tirrenia era dello Stato. Questi 3, solo questi 3, ci mettono fuori mercato, non c'è impresa che possa reggere. Quale impresa postiamo? Allora io una proposta ce l'avevo, ma perché? Perché in Europa questo è accaduto senza diventare zona franca. Ed è quello che vuole la Catalogna rispetto ai Paesi Baschi. I Paesi Baschi hanno l'autonomia impositiva, e cioè decidono loro il sistema fiscale. Vabbè, incassano, ammazzano certamente le imprese che dovrebbero entrare in concorrenza con le imprese locali, avvantaggiano i capitali dall'esterno che sono a supporto del sistema. È un sistema di grande responsabilità, perché non dipendono più da Madrid, dipendono da se stessi e decidono qual è la linea di sviluppo che ritengono più idonea, più adatta. E questa potrebbe essere la strada che noi seguiamo. Sì, perché credo che i Paesi Baschi siano in Europa, non siano dall'altra parte del mondo. Sanna, dobbiamo fermarci un attimo perché siamo fuori con la pubblicità, la linea alla regia. Bene, qua come capita di solito, ancora una volta il dibattito si anima anche durante la pubblicità, anzi le battute più belle, quelle fuori dai denti, insomma qualche volta bisognerà cominciare a raccoglierle nei fuori onda e trasmetterle poi di nuovo. Comunque siamo ripartiti, ripartiamo con Dodore Meloni che se la ride sotto i lunghi baffi e ci voleva dire per esempio la sua idea della zona franca e su come si potrebbe più celermente superare tutti questi paletti dei quali abbiamo sentito parlare fin qui. Guarda, quando si parla di zona franca vedo che c'è molta nebbia sul cervello dei sardi, confusione. Allora, un popolo non può reggersi sempre sul concetto della zona franca, e cioè il vantaggio di non pagare le tasse o di essere esenti. Non mi parli di tasse, Meloni, lei parla di corda in casa dell'impiccato. Sei l'unico che lo vuoi in Russia. Ma spiegami una cosa, Osati. No, vai, lasci perdere la battuta, andiamo avanti. No, voi te messo tutto. Allora, parliamo della zona franca. Si dice, facciamo delle piccole zone di zona franca. Allora, cosa accade? Che chi abita, i sardi che abitano in quella zona, in teoria dovrebbero avere tutti i vantaggi. E quelli che sono fuori dalla zona franca... Deve essere integrale, infatti. Deve essere integrale. Certo, deve essere riguardato tutta la regione, dunque. È ovvio, no? È normale. Ma se io sono indipendentista e ho l'indipendenza, in automatico ho la zona franca, perché saremo noi a decidere sulle accise o su tutto il resto. Questo è il nostro. Perciò tutto torna sempre lì. Noi dobbiamo innanzitutto conquistare il sistema per essere autonomi. Ma rendetevi conto di quello che viene detto. Io lo stavo ascoltando, quel signore non potevo ridere perché per educazione. Quando uno mi dice a me, se noi abbiamo la zona franca, prima base, adesso siamo ancora con l'Italia, per cui nella Costituzione italiana c'è che tutti i cittadini italiani hanno gli stessi diritti. Perché ogni cittadino italiano a quel punto potrebbe accampare lo stesso diritto della zona franca, della Sardegna. È ovvio, no? O venire in Sardegna. O venire qui in Sardegna per ottenere tutte queste cose qua. Sì, prima no, non interloquiamo col pubblico, parliamo alla telecamera. Allora, cosa vuol dire tutto questo? Che noi dobbiamo essere noi capaci di autogovernarci. Se noi non abbiamo nel cervello che potremo camminare con le nostre gambe, che possiamo produrre, come stavo dicendo, sull'agricoltura, creare tutte queste cose qua, non possiamo vivere per l'eterno col concetto che gli altri devono aiutarci a noi. O devono concederci un sistema di specialità Il fatto fiscale. dell'autonomia, cosa vuol dire autonomia? Vuol dire che uno si può muovere in quello spazio da qui a qui, ma sempre determinato dall'esterno.
Ma per non cui... è assistita la zona franca, Dodore, Aspetta, si intende zona franca scusa. come fiscalità di vantaggio a nostro carico, Dodò, a No, nostro sì, carico. Non siamo fra indipendentisti, lasciamo tu non ci dica tanto, i casclerasti subito, perché tu quando c'è qualcosa, non ti andava bene, tu subito interrompi. Se guardiamo, ascoltando di vita, tu sola, poi prende, adesso mi questionai. Scusa, Dio non è di mia, permetti tu che vuoi una mia. Siamo già alle Kentu Goncas, Kentu che invanta Berricca. Quello l'abbiamo già trattato anche l'altra volta. Non finiamo non sviliamo tutto così. No, non andiamo a cosa. Io sto spiegando per quale ragione la zona franca, da indipendentista parla, non parlo di un'altra cosa. Da indipendentista la zona franca mi interessa relativamente, perché se c'è la Repubblica Sarda in automatico c'è tutto questo. E non lo devo chiedere a nessuno. Meloni ha parlato per 3 minuti e mezzo, poi dice che io non la faccio parlare. Non mi hai fatto questionare, Ivan Paone. Interrotto, sì. Io credo che i politici siano bravi a parlare e basta, perché infatti a me pare che manchino e che continueranno a mancare. Perché è facile dire che la giunta regionale ha fatto 360 milioni di euro nel perché tra l'altro stasera ci sono degli uomini e delle donne politiche che si esprimono in un ottimo italiano e quasi ti conquistano, se non fosse che vengono da 50 anni di questo governo, tutti quanti. 50 anni, non esageriamo, neanche ce li ho 50 anni, quindi è un po' difficile. Giacomo, tu nel 74 già eri al governo, sì, va bene. Cioè, 84, 94, 2004, da 40 anni. 74 al governo, qualcosa del genere. Stai dando i numeri. Quando è che sei diventato consigliere comunale di Sassari? Consigliere comunale non sono mai stato, provinciale? Nell'80. Vabbè, sono 22 anni, 24 anni, ora non ci 32 sono anni, da basta parte. 32 anni. 32 anni, quindi non è che sei un politico di primo pelo. Se ti può interessare, siete rappresentanti di partiti, non è un discorso personale, Giacomo. Ma sono discorsi personali. Quando mi dici quando ti sei candidato, rappresentanti di partiti che stanno governando questa nazione e questa Sardegna dal 1948 non è solo la critica, e l'avete portata ai limiti della sopportazione. E sulla proposta ci confrontiamo. Questo vi dovete rendere conto. Confrontiamo su una proposta. Annodiamo un attimo, calmiamo un attimo. Però fammi, sono stato interrotto. Ci confrontiamo. Sono stato interrotto. Prego. Io non sono qua per fare proposte perché non sono ancora candidato. Quando mi candiderò questo è ancora candidato, sono venuto a protestare. Ma se ne sai dire le cose le dici. Finisco il ragionamento. Prego, finisco il ragionamento. Onorevole Sano, finisco il ragionamento. Cabaret, rappresentate partiti che hanno fallito. Non ci si rende conto che è un fallimento di una classe politica e finanziaria. Non ci si rende conto di questo. E quindi tutti devono essere messi da parte e deve essere affidato il governo dell'Italia e della Sardegna a un'altra classe politica e a un'altra classe finanziaria. Punto. Questo è il parere. Classe finanziaria iniziamo a parlare. Questo è il parere di Ivan Paone. Qualche piccola responsabilità che voi politici l'avete. Paone e Sanna, due sassaresi che si ritrovano a Cagliari per litigare in uno studio televisivo e comincia già a fare notizia. Ma ha parlato di banche. Sarebbe il caso di iniziare a parlare di banche in Sardegna, che non ne vuole parlare nessuno. Di tangenti, ne vogliamo parlare? Quando vuoi. Ecco, quando dopo voi. Guardiamo, dopo quando confrontiamo. Il tuo partito è stato il primo a essere coinvolto in scandali di corruzione. Ma di che cosa stai dicendo? Non tu. Ma di che cosa stai dicendo? Io facevo il cronista in giudiziaria. Tu mi fai ricordo cronista in bene giudiziaria, chi è stato il primo arrestato soltanto per per dire fesserie. No, calmati, per cortesia. Per cortesia. E tu sulla mia onestà puoi parlare con gli No, Paone, scusa un attimo. Ivan, scusate un attimo. Sto parlando del tuo partito. È il modo più scorretto. Vi faccio passare i microfoni. Scusate, Paone e Sanna. Di fare cronaca. Sanna, abbia pazienza. Deve portare rispetto. Sanna, abbia pazienza. Deve portare rispetto. Posso parlare un attimo io? Guarda, tu sarai di casa qua, ma non timorisci Posso parlare un attimo io? Ma io non ce l'ho con te. Ma io non ce l'ho con te. Per favore. Sanna, per favore. Però parli con me. I magistrati parli con me. Le pagelle. A me pagelle non me ne dà. Linea alla pubblicità, Angelo. A me pagelle non me ne dà. Parla di quando hanno arrestato linea alla pubblicità e che poi li hanno assolti. Quello devi dire. Ci sono stati anche condannati. Dimmi quando li hanno assolti.
Bene, gli animi si sono scaldati sin troppo, ma io credo insomma, che sia stato frutto di un'incomprensione che riannodiamo immediatamente. Ivan, come al solito, ha cercato di gettare, di stimolare la polemica, di interpretare quello che è il sentimento nei confronti della classe politica. Certamente, come ha chiarito nel corso della pausa pubblicitaria, non ce l'aveva direttamente con Giacomo Sanna e non ce l'aveva con il Partito Sardo di oggi, ma rievocava un momento, se vogliamo, anche lontano, quasi preistorico, quando passano 25 anni, sembra preistoria alle elezioni del 2009 e del 2008, figuratevi questioni di 25 anni fa. Diciamo che più che altro, evidentemente, la tensione su questo tema, sul tema di come i partiti si devono riorganizzare e di come devono rapportarsi alla scontentezza e alla pressione che arriva anche da parte dell'opinione pubblica, evidentemente, ripeto, questa tensione è alta e ne abbiamo avuto una riprova in questo momento. Prima poi di tornare a Sanna e Paone, che faranno la pace anche in diretta dopo averla fatta durante la pubblicità da buoni sassaresi, da buoni amici, io torno a Salvatore Cicu, mi appello a lui insomma, per cercare innanzitutto la sintesi, ma poi anche di riportare un po' di serenità. Zona franca, perché è stato fatto poco? E soprattutto poi le volevo chiedere, lei ma anche il suo collega Pili in Sardegna ha raccolto firme, lei lo ha fatto in Parlamento, il Consiglio regionale c'è stata una mozione anti-Equitalia. Che fine hanno fatto tutte quante queste iniziative per togliere le imprese dalla morsa di Equitalia? Ma la raccolta delle firme è un modo per denunziare la situazione di gravità. Noi abbiamo presentato una mozione in Parlamento a seguito dell'approvazione di una risoluzione bipartisan che ha consentito di attenuare quella eccessiva individuazione poi di elementi che gravano sulle imprese e sul nostro sistema delle imprese in maniera particolare. Io personalmente ho depositato una proposta di legge che tende a sopprimere interamente Equitalia. Primo perché Equitalia è governata da 5 consigli di amministrazione, con relative direzioni generali, con 1500 dipendenti in duplicazione, con una miriade di consulenti e tutto questo si riflette su quel 9% di agi di riscossione. Il governo Prodi e il governo Berlusconi. C'è una responsabilità bipartisan. Allora, su questo aspetto, però, quello che non si capisce e che non vogliono capire soprattutto i governanti precedenti e i governanti attuali è che il sistema delle imprese non ha solo l'agio rispetto al sistema di Equitalia, ma c'è una situazione e un meccanismo che non consente all'impresa che paga le tasse e che si trova momentaneamente in una situazione di grave crisi a non pagare le tasse, a non essere riconosciuta come momentaneamente in crisi e quindi non inadempiente ma bisognosa di sostegno. Nella proposta di legge c'era questo? Allora, c'è questo nella proposta di legge, perché noi sappiamo che il tema qual è? Il ritardo nei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e dello Stato nei confronti delle imprese. L'altro tema è il circuito che Equitalia consente, il sistema consente rispetto al blocco poi dei finanziamenti bancari, dei mutui bancari, perché nel momento in cui l'imprenditore non paga Equitalia, Equitalia gli blocca tutto il meccanismo di esistenza e quindi porta l'impresa al suicidio. Allora io credo che invece di stare ad accusarci da una parte e dall'altra per dire se ha funzionato meglio Soru o ha funzionato meglio Cappellacci, perché se dico quello che penso io ha funzionato meglio Cappellacci e ne sono convinto. Se dice Barraccio dice Soru e ne è convinta. Ma il tema non è questo. L'onorevole Barraccio dovrebbe capire, quando ha esordito dicendo che oggi nel governo della nazione ci siamo assunti una responsabilità comune, che forse anche in Sardegna, per attivare uno schema diverso e per dare un segnale come politici, dovremmo interloquire, dialogare, contribuire alla risoluzione dei problemi, piuttosto che continuare a dire che Cappellacci non sta facendo nulla, perché secondo me sta facendo molto nel periodo più grave di crisi di quest'isola, mentre Soru forse ha fallito platealmente, visto che è stata mandata a casa platealmente. Barracci.
su questo tema. Su questo tema, intanto in Sardegna purtroppo c'è Cappellacci e non c'è Monti, quindi fare un governo di responsabilità attorno a Cappellacci è impossibile. No, non ci possiamo accontentare. No, non ci possiamo accontentare e noi saremmo molto contenti se Cappellacci si dimettesse domani mattina e liberasse il campo e si andasse a elezioni e potessero avere la possibilità di essere eletti anche i rappresentanti dei movimenti che hanno manifestato in questi giorni, quindi una nuova classe dirigente magari col contributo di eletti anche dei rappresentanti dei movimenti, perché no? Un contributo importante che potrà essere secondo me perseguito nelle prossime elezioni. Voglio anche dire che il Consiglio regionale all'unanimità, forse l'onorevole Cicu era distratto, ma all'unanimità il Consiglio regionale più di una volta, il collega Sanna potrà confermare, ha approvato ordini del giorno unitari all'unanimità e per dare più forza a questo Presidente della Regione inesistente, totalmente subalterno a Roma, chiunque fosse il Presidente del Consiglio, e di quegli ordini del giorno, votati all'unanimità. Di quegli ordini del giorno votati all'unanimità in cui tutte le forze politiche si sono assunti la responsabilità. Anthony, per favore mi fa finire. In cui tutte le forze politiche presenti in Consiglio regionale, da destra a sinistra passando per il centro, hanno votato all'unanimità una linea comune. È stata questa linea comune consegnata al Presidente della Regione perché avesse la forza. Il Presidente della Regione di quegli ordini del giorno, a iniziare da quello di Equitalia, ha fatto carta straccia. È la verità, decine di ordini. No, guarda, non è bugia. È agli atti, Anthony, sappiano i telespettatori che quegli ordini del giorno sono agli atti del Consiglio regionale e la inutilità consegnata dal Presidente della Regione è agli atti della Sardegna. Diamo la parola ai telespettatori, chiamo in causa Roberto Murgia dal sito www.unionesarda.it. Siamo un attimo in ritardo, Roberto, ma hai visto che c'è stata qualche difficoltà nel blocco precedente. Abbiamo domande per i nostri ospiti in studio? Ce ne sono interessanti. Allora, una che può essere girata a tutti, la fa una ragazza che si definisce laureata senza lavoro ma con inventiva e volontaria. Cosa ci chiede? E ci chiede, è giusto continuare a vivere pagando tasse avendo un reddito di appena 5.000 euro l'anno? Lo Stato non offre alcun servizio ai cittadini, non mette le risorse che ci deve per diritto, non crea opportunità lavorative e la Regione fa la stessa cosa. Dacene altre 2 o 3 così poi facciamo rispondere a tutti assieme. Una all'onorevole Francesca Barracciu. Questo utente dice se gli interessi italiani entrassero in contrasto con quelli sardi, come succede di continuo, lei da che parte starebbe? Lei ha la libertà di dire no alle disposizioni che il suo partito le invia da Roma, punto interrogativo, e poi sia sincera. Vabbè. E l'ultima domanda? L'ultima la facciamo all'onorevole Sanna. Ed è la seguente, quindi vorrei chiedere all'onorevole Sanna dove era in questi anni, visto che era in maggioranza, e soprattutto cosa ha fatto per evitare che la Sardegna giungesse a questo stato totale di degrado e povertà. Glielo chiediamo adesso. Faccio rispondere per primo proprio il Sanna su quest'ultima domanda. Ok. Dove ero in questi anni? Passata legislatura ero a casa perché non ero consigliere regionale. Il mio partito dal 96 era all'opposizione e non credo che il mio partito in questi ultimi 3 anni abbia fatto il danno incalcolabile che qualcuno vuol far credere. Siamo in una situazione di crisi internazionale dove la debolezza economica e sociale di quest'isola è davanti agli occhi di tutti. Io credo che sia necessario entrare nel merito delle cose più importanti. Poco fa ne ho detto alcune e ripeto un'altra. Il sistema creditizio di quest'isola, il costo del denaro, le banche che erano della regione sarda sono state vendute e non pagate, quei consigli di amministrazione che vedono presenti i partiti a livello nazionale e non certo il partito Sardo d'Azione che non ha un solo rappresentante nella Banca di Sassari, nel Banco di Sardegna, nella Fondazione, che sono quelli che determinano il costo del denaro su quest'isola, di chi è la responsabilità. Iniziamo a parlare di queste cose. Io ho proposto in Consiglio regionale un dibattito sul credito in Sardegna, sul perché quel Banco di Sardegna non ci è stato pagato, gliel'abbiamo regalato e sino adesso non ce l'hanno pagato. Ecco, questi sono gli scandali della Sardegna
che non emergono, perché capisco che l'importanza del credito entri da tutte le parti del sistema economico e che nessuno ne voglia parlare, perché tutti hanno qualcosa da prendere o da chiedere. Specialmente in un momento Noi non di crisi abbiamo come niente questo. da prendere, tantomeno da chiedere, e vorremmo parlare finalmente di questi problemi. Meloni e Compostu, i vostri partiti non sono rappresentati all'interno delle istituzioni. Voi, se foste al governo, voi cosa rispondereste a quella ragazza che dice è giusto continuare a pagare tasse universitarie, tasse per possesso, tasse per tutte le cose, avere un reddito minimo, anzi massimo, di 5.000 euro all'anno? Come possiamo andare avanti e quale speranza possiamo avere? Se voi foste al governo, quale risposta dareste? Immediata, lo dicevo prima, a ragazze e a ragazzi che hanno questo tipo di problemi. Intanto io gli chiederei a quella ragazza se la prossima delega la darà a questo sistema che abbiamo visto qua dentro, che continua un dibattito che non porta a niente, cioè un rimbalzo di colpe, poi alla fine però quelli che contano sono i risultati che sono vissuti all'esterno da questa ragazza, da tutte quelle imprese che erano lì e che erano affogate da cartelle di Equitalia, da imprese che oggi devono pagare il 63% di quello che incassano allo Stato. Quale impresa potrebbe reggere? Le imprese che stanno diventando marginali e poi dalla marginalità passeranno al lavoro nero perché non ce la faranno più. Così gli chiederei a chi dobbiamo dare i sardi la delega? Al sistema che ha portato a questo disastro o è meglio iniziare ad essere protagonisti e progettare qualcosa di nuovo? Meloni, lei cosa risponderebbe invece a questa ragazza? A questa ragazza direi semplicemente che deve votare indipendenza. Perché qua... Si deve trasferire a Maluentu, perché No, siamo qui in Sardegna. Per esempio, non ci rendiamo conto che stiamo sentendo o vedendo un sistema di ping pong. L'ha detto Compostu questo, però. No, non sto parlando io di Compostu, sto parlando... No, ma l'ha detto Compostu che Cicu e Barracciu scambiano accuse a vicenda. Sì, ma non è che siano loro due, no? Non a Roma, è qua. Esatto. Non sono loro due. D'accordo, un po' singolare. La morale è che loro qua... Sono costretti a... Io riprendo quello che ho detto prima. Prego. Cosa ho detto prima? Che la colpa non è di loro due, la colpa è di quei sardi che si lamentano tutti i giorni, che non fanno altro che continuare a votare a loro. E cioè, in poche parole... Chiarissimo, chiarissimo. Poi ci chiediamo. Baracciu, lei ha 30 secondi, lo vede quel display che va lì, a 30 secondi per dici se lei è indipendente da Roma, se il suo partito insomma, le dice vota questo anche se contro la Sardegna, lei lo vota oppure no? Sentite cosa le ha chiesto. Assolutamente indipendente da Roma. Ho sfilato contro Prodi nella passata legislatura, ho sfilato contro Prodi per l'avvertenza entrate, quell'avvertenza è stata chiusa, non ho avuto la possibilità di sfilare contro Berlusconi perché il Presidente Cappellacci non ha organizzato manifestazioni a Roma, ho votato un ordine del giorno in Consiglio regionale in cui si chiede al Presidente Cappellacci di impugnare le leggi del governo Monti qualora questo governo faccia leggi contro gli interessi della Sardegna. Sono pronta a votare qualsiasi cosa sia in favore della mia e poi terra. torniamo per l'ultimo blocco, grazie. Allora qua il clima, insomma, almeno durante la pubblicità si è un po' rasserenato, siamo anche riusciti a fare qualche battuta. Abbiamo l'ultimo blocco. Io devo dire, ho già detto simpaticamente ai miei ospiti che questo è il setto più indisciplinato che ho avuto in queste prime 4 puntate e anche il pubblico, devo dire, sta facendo la sua parte. Cerchiamo di essere un po' sintetici così riusciamo a fare 2 giri tutti. Riparto da Ivan Paone. Ecco, avete sentito le risposte al pubblico, insomma, Francesca Barracciu è indipendente, Dodore Meloni e Compostu propongono alla studentessa di votare indipendentista, insomma Sanna dice apriamo un dibattito sulle banche, stiamo andando a parlare di temi concreti o è sempre politichese per te? Beh no, le banche sono un problema molto serio, mi ha convinto anche quello che ha detto l'onorevole Cicu, però per par condicio vorrei lanciare una piccola provocazione alla consulta rivoluzionaria. Perché a me sembra che la manifestazione che c'è stata avantieri, giusto? Ieri, scusate, non sia stato un grande successo, perché la gente non era tanta. Poi Bustiano ha detto... Per cortesia dal pubblico. Perché Bustiano poi ha detto sì, era semplicemente un'assemblea allargata qua a Cagliari, in realtà mi sembrava che dovesse avere un impatto più forte. Però io non voglio essere critico nei vostri confronti
perché io credo che voi abbiate anche un grande seguito e credo che però la gente sia sfiduciata e creda che consideri inutile scendere in piazza e far valere le proprie ragioni. Quindi credo che la vostra battaglia debba essere indirizzata a far capire alla gente che impegnarsi forse non è inutile, perché la gente è molto sfiduciata nei confronti della Salvatore Ciccu, un minuto di intervento per dire, poi magari nell'ultimo intervento totale, finale, parliamo insomma del futuro del suo partito, del PDL. Ecco, qual è il primo consiglio che darebbe alla Giunta Cappellacci su una cosa da fare domani mattina? Sicuramente quella di dedicare risorse al mondo dell'impresa, agli artigiani, ai commercianti, agli agricoltori, sicuramente quella di liberare risorse per il sistema dell'edilizia. Noi sappiamo che parliamo di 1.000, 2.000 del Sulcis, 3.000 del Sulcis e qualche volta ci dobbiamo ricordare che per solo la provincia di Cagliari parliamo di 20.000 disoccupati nel settore dell'edilizia. Poi è chiaro che bisogna essere meno disattenti quando si parla, perché il ricorso nei confronti dell'avvertenza entrate fatto dalla Giunta Cappellacci è il più efficace e completo ricorso che sia mai stato fatto nei confronti di un governo. Questo perché qualcuno è disattento. Gli ordini del giorno hanno il valore che hanno anche in Parlamento. Onorevole Barraccio, se invece lei avesse la possibilità di esaudire insomma, uno dei vostri desideri attualmente dall'opposizione, ecco, qual è la cosa più importante che voi vorreste far approvare tra le cose che proponete a Cappellacci fin qui pare inascoltate? Me lo dica in un minuto perché così poi facciamo un altro giro tutti. Cappellacci. No, ma delle cose concrete io dico. Naturalmente. La cosa concreta, noi riteniamo che una cosa importante in questo momento sia quello di chiudere definitivamente questa famosa avvertenza entrate, ma contemporaneamente, cosa ancora più importante, aprire i vincoli del patto di stabilità, perché quelle risorse possono essere liberate e messe nel circuito del sistema sardo e delle famiglie solo se il patto di stabilità viene rotto. Noi siamo arrivati a dire anche sforiamo con forza e forzatamente il patto di stabilità. Giacomo Sanna, ecco, voi siete in maggioranza, siete impegnati su diversi fronti, ecco, qual è la cosa che vorreste far approvare domani mattina dalla Giunta che voi sostenete? Dalla Giunta? Sì, o dal Consiglio? Dal Consiglio, insomma, ma che la Giunta facesse propria, perché non mi pare che tutte le vostre idee siano fatte proprio dalla Giunta. È far consentire ai sardi di pronunciarsi sull'indipendenza, fargli fare quel referendum che noi riteniamo giusto, rispetto a referendum anticostituzionali che sono stati ammessi e che hanno lasciato il tempo che allora quindi ricollego subito con Dodore Meloni, perché voi avete una controversia giudiziaria con la Regione in questo momento nel quale insomma, voi avete proposto un referendum e la Regione non ve l'ha fatto fare. Non è la Regione che ce l'ha fatto fare, sono le persone messe dalla Regione, dove addirittura Cappellacci, che aveva detto che era d'accordo per fare questo, invece lui ha mandato i legali riportando pari passi la dichiarazione di negazione fatta dalla Giunta per il referendum, quella famosa Giunta che addirittura aveva accettato la norma anticostituzionale per abolire le 4 province sarde regolari, costituzionali. Questo è il punto. E cioè, in poche parole, io mi associo, perché mi fa piacere sentire il sardista che il referendum proposto... E trova l'antico compagno, insomma, su questa battaglia qui dell'indipendenza. Ha fatto il casino, guarda, è vero, dall'81 alla luce. Allora, adesso Bustiano Composto, invece, la priorità assoluta da fare domani mattina. Ma intanto io vorrei un pochettino rispondere alla sua osservazione. Molti, in meno di un minuto, perché non sono scesi a Cagliari? Beh, alcuni non avevano i 20 euro, tanto è la crisi per mettere la benzina e scendere a Cagliari. Noi per questo stiamo girando paese per paese, andiamo noi a visitare i nostri cittadini e a vedere cosa vogliono, qual è e se vogliono partecipare e dare il loro contributo a questa rivoluzione, che ci deve essere, perché altrimenti non se ne esce e cadiamo in mano all'antipolitica. Noi non siamo antipolitici, noi siamo per la politica fatta per il nostro popolo e dal nostro popolo. Abbiamo 5 minuti e mezzo prima di concludere la trasmissione. Ivan lo facciamo parlare per ultimo. Salvatore Ciccu, insomma, come si fa nelle tribune elettorali, l'ultimo appello, insomma, l'ultimo messaggio che lei vuole lasciare in questa manifestazione. Me lo dica in 40 secondi, perché come vede là ho 5 minuti e 20 e devo ancora far parlare il sito. Nessun appello agli elettori, semplicemente una riflessione che vuole essere matura. Abbiamo necessità insieme di confrontarci in maniera moderata per raggiungere i migliori risultati. Abbiamo necessità di sviscerare i temi, ma soprattutto, a mio giudizio, di individuare degli obiettivi. Gli obiettivi per la Sardegna sono quelli dell'occupazione del lavoro, che io metto al primo posto, certamente l'indipendenza, certamente la sovranità
temi affascinanti che da quando Emilio Lussu si batté per ottenere questa specialità, per fortuna esistono, per fortuna sono forti, però c'è bisogno di una cultura che sappia anche creare una dimensione per un sistema, lo ripeto, che è quello delle imprese sarde. Francesca Barracciu, le conclusioni finali. Io credo che la classe politica oggi certamente vada rinnovata, insomma, come si diceva, c'è necessità di iniezioni di nuove forze, questo senz'altro, senza demonizzare la classe politica che c'è stata e quello di buono che ha fatto, e analizzando quello che invece di non buono ha fatto per trarre l'insegnamento per il futuro. Abbiamo la responsabilità però di dare appunto una speranza, che è la speranza che viene dall'assunzione di responsabilità, da un rinnovato impegno per una politica fatta dai partiti che a ciò che dice fa seguire anche le azioni, una politica della coerenza praticata ogni giorno e riscontrabile ogni giorno dei fatti, che è l'unica strada, al di là delle sigle, partiti, movimenti, cambi di bandiera, tutti quelli che si possono fare, è l'unica strada questa della coerenza fra ciò che si dice e ciò che si fa, che può restituire speranza ai cittadini e anche fiducia nella politica, che oggi è davvero messa male. Conclusioni dopo queste quasi un'ora e mezza di dibattito. L'auspicio che mi faccio è che ci sia un piano regionale energetico vero e reale votato dal Consiglio regionale, e che l'energia alternativa sia messa solo e esclusivamente a disposizione dei sardi sui tetti delle loro case e non per le multinazionali, pagando noi nelle bollette i loro guadagni. Dottore Meloni, conclusione finale. Devo tornare Sadro, sì? Come vuole. Ah, benissimo. Il Sadro, su che non è, da oggi, vinto sul 2014, dogna santa D, non casti stingurasti a me, e est una cosa scelta, che i Sadros deve tornare a essi merisi in domo nostra. Scelti molto brevi, basta. Si è capito, Bustiano Composto. Abbiamo iniziato con lei, stiamo chiudendo con lei dal punto di vista politico. L'appello che io mando è questo qui, che la gente capisca che cosa sta succedendo. Siamo in una nuova fase storica, cioè, c'è la possibilità che i sardi siano davvero protagonisti del loro futuro. Io chiedo loro, investite su questo valore, che è l'unico valore che ci può davvero salvare, altrimenti ripetiamo la solita alternanza di sistemi che ha portato a questo risultato, il risultato che ci troviamo un territorio avvelenato, in disoccupazione, con una disoccupazione dilagante, con le attività in chiusura. Siamo in chiusura, Composto. Vogliamo cambiare, la possibilità c'è. Ivan Paone, 30 secondi, 30. Io spero che i partiti riescano a liberarsi dalle liti interne, dalla tentazione di influire su nomine nelle università, negli ospedali, mettano da parte tutti questi orpelli che hanno impedito a loro di applicare quella che definiscono la buona politica e che resta solo nelle parole e non ancora nei fatti. Roberto Murgia, un flash dal sito www.unionesarda.it per darci il risultato finale del nostro sondaggio. Eccomi. Niente Anthony, per il 90% dei sardi serve di rivoluzione. Serve una rivoluzione, 90.04 contro 9.56. È un 0,40 che non si esprime. Mi pare che il messaggio sia inequivocabile. Ti ringrazio Roberto, grazie ancora a tutti voi del sito per il contributo che ci avete dato. Naturalmente ringrazio i miei ospiti, ringrazio Francesca Barracciu del Partito Democratico, Salvatore Cicu del PDL, Giacomo Sanna del Partito Sardo d'Azione, Bustiano Composto di Sardegna Nazione, Dodore Meloni di Meris e naturalmente il mio collega Ivan Paone che anche oggi, grazie a Dio, aveva cessato la trasmissione. Io vi saluto, appuntamento a giovedì prossimo alle 21, ancora con Dentro la Notizia, e vi lascio con una nostra sigla come al solito e una striscia animata. Grazie a tutti. E intanto, via Roma. Onorevoli arroccati in Consiglio regionale, su popolo sardo est in noi. Non si svenius a fare populismo, casomai fareu su sardo populismo. A razza parola complicata. Dimissionatevi, lasciateci la carriera a noi capi del popolo sardo. Castigliato su,
italianisti. Nemmeno corrisponditi al vero popolo sardo di noi. Dentro il palazzo ne gradisce altro Gabbiale onorevole. Mamma mia, ma cosa succede fuori? Ma i tabolinti, mustazzo, l'uso. Fine. In collaborazione con Sardafidi, BMI Italia, ENA concessionaria Skoda.